Eccoci qua, siamo con Vanessa Orlando, responsabile regionale di Campagna Amica. Oggi c'è un evento particolare che parla proprio del granchio blu. Allora, come mai questa iniziativa, Vanessa? Siccome è il crostaceo più chiacchierato dell'estate e noi qui al mercato coperto di Campagna Amica lo conoscevamo già e lo usiamo già nelle nostre attività e anche i consumatori lo acquistano, volevamo svelare un po' i segreti di questo granchio che ormai appartiene ai nostri mari e svelare un po' come cucinarlo e prepararlo al meglio. Ecco, qui praticamente siete un po' gli antesignani, perché siete i primi, come sempre in altri campi, che date il là. Non bisogna demonizzarlo, bisogna usare una nuova iniziativa e soprattutto un nuovo prodotto che sicuramente avrà successo come tutto quello che lanciate voi. Nel trasferimento dei concetti di valorizzazione di un territorio si parla di tradizione, ma si parla anche di innovazione, quindi quando qualche nuovo ospite vive nei nostri ambienti noi dobbiamo imparare a conviverci e a capire poi come inserirlo nella nostra quotidianità, e grazie al pescatore Roberto Callegaro della Laguna di Marano abbiamo anche noi il granchio blu lì al mercato. Perfetto, allora andiamo ad assaggiare. Bene, grazie Vanessa e alla prossima. Grazie. Ecco sì, siamo qui a Campagna Amica perché oggi c'è una importante iniziativa. L'iniziativa è importante perché oggi si assaggerà il granchio blu. Siamo qui con il maestro Pontoni, che ci dirà come mai questa iniziativa. Allora, il maestro Pontoni, maestro di cucina, oggi a Campagna Amica presenta una sua ricetta col granchio blu. Come mai, maestro? Allora, c'è un gran dire di granchio blu in questo periodo qua, però noi ci siamo organizzati molto tempo fa, quando abbiamo avuto i primi sentori che il prodotto ce l'avevamo sul territorio. Grazie ai produttori e insieme a Campagna Amica siamo riusciti a mettere questa giornata. Chiaramente nell'organizzazione molte cose sono cambiate e non si arriva a capire se è un parassita o se veramente è un prodotto da valutare prossimamente, perché è veramente un prodotto di grande qualità. Certamente a quelli che assaggeranno oggi queste preparazioni sarà loro parere, in modo che anche noi sappiamo sviluppare qualcosa di più prossimamente. Io sono sicuro, perché il maestro Pontoni ha sempre belle iniziative e di solito ci prende bene, quindi sarà sicuramente un prodotto di nicchia, ma poi dilagherà senz'altro. Certamente la nicchia c'è, perché se anche la base costa poco, alla fine tra lo scarto del carapace e tra il tempo di pulire, senz'altro diventa un prodotto di grande eccellenza. Bene, allora assaggeremo il manicaretto Assaggeremo in due versioni, un risotto con la polpa scura e un'insalata con invece la polpa bianca e le chele, che saranno quelle che insieme alcuni pezzettini di sedano, succo di limone e olio extravergine ci daranno anche una sensazione piacevole all'inizio. Bene, a dopo. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti.